vibing on it. Cats in the club better get up on it. Thugs in the Jeep will be riding on it. Ladies on the table, rock your finger on it. No matter how you want it, I give it to you. Got the booty, coming through you. Do me in the way that I do best. Hit the floor and forget the rest. Now party with me and put your hands up. That's what I mean, that your hands clap. Dance to the beat, get wild. With yourself close, we're gonna get loud. Party with me and put your hands up. That's what I mean, that your hands clap. Dance to the beat, get wild. With yourself close, we're gonna get loud. Hit that dance floor, shake that ass, what you waiting for? Get your groove on. Holler at me if you want some more. Hit that dance floor, shake that ass, what you waiting for? Get your groove on. Holler at me if you want some more. Hit that dance floor, shake that ass, what you waiting for? Get your groove on. Holler at me if you want some more. Hit that dance floor, shake that ass, what you waiting for? Get your groove on. Holler at me if you want some more. Allora Nicky, il tuo ideale di uomo? Il mio ideale di uomo? Non penso che esista un ideale. Tutti gli uomini hanno qualcosa di speciale, dipende. Certo. Devi trovare quello che ti piace a tutti, non so. Da quanto tempo sei in Italia? 3 mesi. Da 3 mesi. E tu praticamente sei rimasta affascinata dalla Sicilia, giusto? Da quando sono venuta per la prima volta, sì. Ti piace la Sicilia? Sì. E ti piace naturalmente i siciliani? Penso di sì. Non è che ho guardato tantissimo, certo. Però quello che ho visto... Logico. Va bene, ascolta, parliamo di un'età base di questo uomo che ti piacerebbe, da cui ti piacerebbe essere corteggiata. Parliamo da una base di età, cioè partiamo da un'età da quanto? Più o meno la mia età. Quindi dai 28-30 fino ad arrivare a un'età di... 40. Una quarantina. Così. Ti piacciono, non so, i bruni, i biondi? O per te non ha importanza magari... Sempre mi sono piaciuti quelli bruni di più, però sono stati momenti quando... Hai incontrato magari qualcuno biondo? Biondo che mi piaceva, sì. Sì, certo. Normale. E poi dipende l'attitudine, quello di presenza, come si comporta, come... Magari il carattere, magari il modo di parlare. È normale, questi si scoprono poco a poco. Non ti piace quando un uomo si atteggia? Si atteggia? Sì, si atteggia tipo... sì, però è un carattere mascolino. Macio. sì, però dipende, non deve essere troppo esagerato. Sì, c'è troppo. I tipi palestrati ti piacciono? Sì. Ti piacciono? I muscoli ti piacciono? Sì. Molto? Però quelli con troppo muscoli qui non hanno... non hanno cervello. Non hanno cervello. Sì. Non è sempre vero, però... Va bene, Nicky, tu abbiamo detto hai 28 anni e sei praticamente originaria di? Romania. Romania. La tua città come si chiama? Motru. È piccolo. Sì. Va bene. È più grande quello dove studio. Timișoara si chiama quello.
Ascoltami, tu praticamente come passi il tempo in una giornata? Cioè dopo la mattina, tu lavori intanto? No. Non lavori. No. La mattina a che ora ti alzi? Non voglio dire, mi vergogno. Ti alzi tardi? Sì. E che fai? Dopo che mi alzo, non so, se ce ne sono cose da fare dentro la casa li faccio, se no... Se ci sono lavori domestici praticamente li fai. Poi, altrimenti... Non so, mi metto al computer. Al computer. Guardo in TV. In chat magari, viaggi in chat? Sì. Poi guardo... Ti piace guardare film in TV, sì? Sì. Qualche programma magari carino, tipo quello mio? Questo è un po' dopo, non so, io sapevo che è di sera, allora non è che mi alzo alle 6 di sera. Logico. Va bene. Il tuo sport preferito? Non lo so, mi piace correre. Correre. Quindi fai molta ginnastica? Sì. Correre, jogging, footing Certo. pure si chiama. Footing. Si chiama pure così. Certo. Va bene. La tua musica preferita? House. La musica house ti piace? Ti piace ballare in discoteca? Tanto. In Romagna andavo ogni weekend. Ti piacciono le cene romantiche? Non so, passare una bella cena romantica con il tuo lui? Nel momento in cui è troverai... questo che pensavo, con il mio lui, che Certo. se una persona sbagliata pensi ma quando finisce questa serata? Certo. Sì. Come ti piacerebbe essere corteggiata, diciamo, in una maniera romantica oppure in una maniera, come dire, effusionevole? Ci ho trovato una parola nuova. Così. Così. Effusionevole? Sì. Cioè praticamente a te piace essere corteggiata senza che lui si dichiara? Sì, senza. Che te lo faccia capire praticamente? Ti piace così, il mistero? Il mistero mi Il mistero. piace, sì. Ti affascina? Mi affascina. Mi piace giocare. Un giorno lo so, un giorno non lo so, ma questo Esatto. che vuole, mi Certo. piace o non mi piace? A me di sicuro piace, io Certo. piaccio a lui. Oppure Ascolta, tu sei venuta nella rubrica dei mascoli e femmini, giusto? Tu, faccio la stessa domanda che ho fatto alle altre troniste. Secondo te se ne presenteranno ragazzi? Penso di sì. Sì, Penso di sì. Sono una ragazza. certo. È normale. Per cui Devono essere sarai pronta alcuni a riceverli? maschi. È a normale. conoscere